I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul. Io saluto tutto il pubblico qui in platea e il pubblico a casa. Buonasera. Buonasera. Che bello averti anche questa sera qui, grazie Tommaso. Lo sai, è sempre d'emozione starti accanto, Agata. Sono felicissima, almeno non sono da sola quest'anno, ci siamo molto divertiti ieri sera durante i mini Next, abbiamo eletto i vincitori, tutti ragazzi veramente molto molto bravi. Questa sera delle sorprese incredibili, ma non voglio svelarvi ancora nulla perché la serata è lunga e io, a parte che ringraziare voi a casa, devo ringraziare questa bellissima organizzazione che ci ha permesso di essere qui e soprattutto chi ci fa salire su questo palco del Gardaland Theater, che è Gabriele Martini. Grazie mille. Grazie Gabriele. Grazie di cuore perché è veramente un teatro bellissimo, quindi tutti i ragazzi sono emozionatissimi, quando arrivano si fanno le foto. Sono emozionato, sono emozionato. È vero, quindi che dire? Io direi di iniziare perché Iniziamo. la serata è bella lunga, ci sono tantissimi artisti molto molto bravi che si dovranno esibire. Anche questa sera verrà decretato il vincitore di questa edizione dei Next Generation. E quest'anno una giuria incredibile. Tommaso, io inizierei proprio da loro. Li andiamo a conoscere, Agata. Esatto, l'abbiamo conosciuta ieri nei Mini Next, è un grande ritorno anche questa sera, una grandissima professionista. Pensate un po', lei ha iniziato la sua carriera alla Scala di Milano, poi è diventata coreografa Rai ed è un punto di riferimento per il musical. Ha lavorato alla Walt Disney. Abbiamo già sentito ieri che ci sono delle sorprese per questi giovani artisti. Io ve la presento subito, lei è Chiara Cattaneo. Buonasera. Buonasera. Grazie Chiara, accomodati pure. Grazie mille perché i tuoi interventi sono stati molto preziosi ieri, ma lo saranno sicuramente e anche soprattutto questa costruttivi sera. per i ragazzi. Esatto. Tommy, a te la parola. Lo sai chi è il prossimo, Agata? Il prossimo giurato è Cristiano Fagioli, direttore, regista e coreografo della RBR Dance Company, attualmente in tournée con lo spettacolo Boomerang, Gli illusionisti della danza. Benvenuto Cristiano. Beh, grandi professionisti e quest'anno, per il primo anno qui a Next, sono molto contenta e felice di vederlo perché ho avuto modo di conoscerlo in passato, è un grande professionista, lui è il direttore artistico della Casa del Musical, compositore, regista, ti dirò, veramente eccezionale perché conosco tantissimo i suoi lavori, lui è Marco Savatteri! Benvenuto Marco! Buon lavoro Marco, te lo dico già non sarà facile, ve lo dirò spesso questa sera. Poi abbiamo Gabriella Furlan Malvezzi, direttrice artistica della Padova Danza Project, che è un corso di perfezionamento riconosciuto dal Ministero della Cultura. È inoltre direttrice artistica del Festival Internazionale di Danza Lasciateci Sognare, che si svolge annualmente nella città di Padova. Eccola qui, benvenuta. Benvenuta Gabriella. Ciao Gabriella, buon lavoro. E proseguiamo con una
Bravissima vocal coach, una grande professionista, lei è una presidente e direttore artistico della Miro Music School, lei è Rosa Bulfaro. Ciao Rosa. Rosa, benvenuta. Benvenuta. Buon lavoro anche a te. Il prossimo ospite, Agata, è una delle più grandi firme Guarda, presenti io sono attualmente in veramente Italia. molto molto contenta di averla su questo palco quest'anno qui a Next Generation, perché pensa un po'. Tu lo sai, io vengo da Amici, no? Amici è casa mia, e io ho avuto la possibilità di conoscere lei, non fisicamente, ma come grande autrice di grandi pezzi che ha scritto anche per tanti ragazzi di Amici, ma non solo. E sono veramente molto felice di averla qui e molto onorata, ma te la faccio presentare a te. Lei è Federica Camba, cantautrice e produttrice discografica, ha firmato testi per numerosi artisti, tra i quali Laura Pausini, Alessandra Moroso, Emma, Neck, Masini, Gianni Morandi e tantissimi altri artisti. È anche una bravissima cantante perché io la seguo moltissimo. Ciao Federica, benvenuta. E adesso è arrivato un gran momento. Io sono molto onorata di presentare... È un onore. È veramente un onore anche per me. Sì, siamo credimi. molto felici. Quando mi hanno detto quest'anno vedrà che bella giuria, io ho detto dai, guarda, vediamo Guarda, un po'. quando me l'hanno detto non ci credevo, veramente. Devo dirti che mi sembra... Qualsiasi parola sarebbe veramente spicciola nel presentare questo professionista, ma giusto per. Nel 1990 entra a far parte della Warner, dal 96 ricopre il ruolo del direttore editoriale, nel 2002 diventa managing director della Warner Chappell Music Italia, consigliere di gestione SIAE, ha fatto tantissime collaborazioni con tantissimi artisti famosissimi, dalla Pausini, Cremonini, Ligabue, la stessa Camba. Lui è Roberto Razzini. Benvenuto a Next Generation, Roberto. Buonasera, benvenuto. Grazie veramente di cuore per aver accettato questo invito. Grazie, buon lavoro. Io non vorrei mettervi paura. E giudici. poi ci sono loro. Ve lo dico, no? Prima volevo dire a loro, perché loro sono di casa, sanno quello che fare, sanno tutto. Non vorrei mettervi paura, ma devo dire che abbiamo visto un bellissimo livello ieri durante i Mini Next. Voi avete fatto le selezioni, tu sei stato bravissimo a condurre tutte le semifinali e devo dire che mi avete detto che ci sono dei talenti incredibili questa sera, sono veramente molto bravi ed è stato anche molto molto difficile. E a capitanare tutto ciò ci sono loro. Loro. Siete pronti? Siete carichi? Sonora Discography Label, Francesco Davoli, Rino Davoli e Antonio Licchetta. Ciao ragazzi. Eccoli qui, gli ideatori di Next Generation. Grandi professionisti che io ribadisco sempre fanno questo lavoro con grandissima professionalità. Loro amano questo lavoro a 360 gradi, ma quello che mi piace tantissimo di loro è il cuore che mettono nel selezionare ragazzi Mettono e l'anima, soprattutto sì. nella serietà che hanno. E questo lo ribadisco sempre. E la trasparenza, aggiungerei anche, Esatto. Agata, che non è cosa scontata di questi giorni purtroppo. Esatto. Allora io direi di iniziare prima della gara, cari giudici, con questa anteprima dove vi presentiamo proprio alcuni artisti che fanno parte della Sonora Label Discography. E iniziamo da lei, Graziana Tafuni. Ciao Graziana! Buonasera. Ciao tesoro. Benvenuta, vieni pure. Vieni pure qui. Allora, tu fai parte della produzione dei Davoli, Licchetta, Ivan, che salutiamo, e Fabio Lazzara. Da quanto tempo? Ti vesti così. No, dai! Da oggi. Adesso non iniziamo con gli abiti, eh? Fai tu. Guarda, sembra un confettino. Confettino, ma Hai ho visto? chiesto. Pochino. Lei pure piccina ci sta. C'è lo zampino del maestro Licchetta, secondo me, qui. No, Adesso no, comincia. Cominciamo, Cari lo giurati, sai. Te voglio... dovete sapere- Antonio, lo sai, io ti voglio bene, lo sai. Spieghiamo un attimo ai giurati che sono appena arrivati perché non sanno cosa è successo ieri. Cioè, c'è questo amore che non ho ancora capito tra Licchetta e Tommaso. Adesso capiremo. Ed è non film so, su Rete si Nazionale, sai. stuzzicano, quindi... La vabbè. serata è lunga, non ti preoccupare, non ti Detto ciò, preoccupare. questa collaborazione è iniziata con loro da quando? È il 2020, l'anno scorso. Ok. Cosa ci fai ascoltare questa sera? È un pezzo inedito, scritto da un ragazzo che è proprio qui dietro. Dai! Sì, è arrangiato dal grande Antonio Licchetta. E si intitola Io ti aspetto. Bene, io ti aspetto. Grazie Graziana tesoro. Tafuni.
scommesso mai trovarti qui e farti spazio tra i miei guai. La luna è troppo pallida, coperta da una nuvola. Non parli ma il tuo sguardo è di chi in pratica non crede più nemmeno ad una favola. È il silenzio. Ti ho fatto una promessa perché so che la mantengo. So che ti spaventa un po' l'idea, che ti sembra esagerato, addirittura una follia. Ma l'amore che cos'è se non è questo? Tu va pure, non ti cerco, sia domani o fra 20 anni, non importa, io ti aspetto qui. Gira per il mondo intero e vivi libero, fa sempre ciò che senti e ti accompagna il mio pensiero. Ti culla piano nel tuo letto fino a che non ti addormenti. Ma la luna è troppo pallida stasera, coperta da una nuvola leggera, e sto in silenzio. Ripenso a una promessa che non so se poi mantengo, e forse mi spaventa un po' l'idea e mi sembra esagerato, addirittura una follia. Ma un errore, per capirlo va commesso. Ci sarò, te lo prometto, giro sole fra le mani in aeroporto che ti aspetto. E so che ti spaventa un po' l'idea, che ti sembra esagerato, addirittura una follia. Ma l'amore che cos'è se non è questo? Tu va pure, non ti cerco, se domani o fra 20 anni, non importa, io ti aspetto qui. Ma aspetto chi? Come ti ho incontrato io. Leggero il tempo vola come polvere, il giallo che colora le mie pagine. E adesso, e forse mi spaventa un po' l'idea e mi sembra esagerato, addirittura una follia. Ma un errore, per capirlo va commesso. Ci sarò, te lo prometto, gira sole fra le mani in aeroporto che ti aspetto. E so che ti spaventa un po' l'idea, che ti sembra esagerato, addirittura una follia. Ma l'amore che cos'è se non è questo? Tu va pure, non ti cerco, se domani o fra 20 anni, non importa, io ti aspetto. Graziana Tafuri! Hai capito, Graziana? Complimenti. Complimenti. Molto bello questo inedito, complimenti. Grazie. Quanta emozione, esibirsi davanti a una giuria del genere. Meno male che non sei in gara, dai, almeno. Beh, sì. Ormai sei un professionista, quindi però c'è sempre una grande emozione, questo Quello sempre, sì. è vero. Complimenti e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao tesoro. Ciao, Graziana. E adesso un'altra artista, sempre della Sonora Discography Label. Lei è una ragazza molto giovane che ho avuto modo di conoscere negli anni passati. Viene da Malta, pensate un po', una giovane artista che nel 2016 ha vinto l'Eurovision Song Contest Junior di Malta. Lei è Cristina Magrin. Buonasera. Ciao Cristina. Cristina, buonasera. Eccola lì. Lei ci farà ascoltare un inedito? Sì. My song is called Be Someone. It's an original that I wrote not so very long ago in response to my grandmother dying back in September. Aspetta Cristina. Wait a moment. Sì, perché lui non capisce. Regia? Ha bisogno della traduzione. Ha bisogno della traduzione. Vi presenta questa sera un brano originale che ha scritto tempo fa. Okay. Grazie. Because I wrote this song for my grandmother because she died in September. And I hope it brings people comfort through hearing my words, through my experience. È un brano che è dedicato alla nonna che è venuta a mancare a settembre. Yeah. Thank you so much. I hope you Grazie love it. tesoro. Come si chiama? Be Someone. A voi. Good luck. Cristina Magrin. Grazie.
searching for a voice lost in time. All the noise and all the silence, whispers of the wind searching the night. You made me believe that I could be someone. Where have you gone with my dreams? Now, thoughts we once shared have now become undone. Where are you now that I'm alone? I write you into each of my songs, tales of a broken heart. Tell me, is this what you wanted? And I'm not supposed to be afraid of who you are, but I ache for you to give me my freedom. You made me believe that I could be someone, but I only know you in dreams. If you believe that I could be someone, how could you walk away from me? I should have been fine on my own, but how could you leave me alone? You made me believe that I could be someone, oh, someone other than me. Someone other than me. Grazie. Cristina Magrin! You are fantastic! Congratulations! Fantastic! Ma che bello, guarda, mi sono veramente emozionata Ma tantissimo è con questo fantastica, brano. Agata, è una ragazza fuori dal comune. E beh, la conosciamo già noi da tanto tempo, lei già. è meravigliosa. Grazie mille. Grazie a te, thank you so much. Eccoci qua. Che voci, questi ragazzi, eppure pensate un po', sono giovanissimi. Io lo ribadisco. Ma quanti anni ha Cristina? Ma è giovane, adesso credo 18 forse, 19, non mi Addirittura. ricordo, poi glielo chiedo. Ma tu a quest'età cosa facevi? Sai cantare così bene come loro? Figurati. Sapessi. Facevo di quegli acuti, Agata, che neanche ti puoi Sì, immaginare. guarda, immagino Se la vuoi notte. poi ne Sì, possiamo... guarda, immagino solo la notte quando ti alzi e prendi lo spigo dal letto, quindi lì le Lì tue vengo, urla... qualche santo scende, sì, quello te lo immagino, la garantisco. nota più alta, l'immagino. Beh, continuiamo sempre con gli artisti della Sonora. È arrivato il momento di Miriana Legari. Vieni pure, tesoro. Ecco, guarda che sono belle Ciao, queste Miriana. ragazze. Buonasera a tutti. Splendide. Adesso non mi fare una battuta sul vestito. No, Tommaso, no, io non parlo più, non perché parlo vedevo più. che la guardavi. Si sono accordati con Graziana, probabilmente. Che ti devo dire? Hai visto? Giuro di no, Bene. Giuri. giuro. Quindi proprio una moda, allora. Una È moda. la moda dell'anno. Non ne capisco nulla, È si la moda vede. dell'anno, Che non ti devo capisci dire? niente, questi uomini a volte di moda non capiscono nulla. Tesoro, cosa ci fai ascoltare? Allora, questa sera porterò New Rules di Dua Lipa. Wow, a voi. Miriana Legari. Miriana!
talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. My love, it makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, it doesn't love me, so I tell myself, one, to pick up the phone, you know it's only funny cause it's drunken alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you wanna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I got him. I got no rules, I got him. I gotta tell him to myself. I got no rules, I got him. I can push you far while you kiss pulling me backwards. No, now I'm standing back from the I finally see the better. I've never learned. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I do. One, to pick up the phone, you know it's only funny cause it's drunken alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you wanna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I got him. I got no rules, I got him. I gotta tell him to myself. I got no rules, I got him. Radix is perfect, I'm still trying to learn him by heart. He's leaping, raving, reverse and repeat, cause one, to pick up the phone, you know it's only funny cause it's drunken alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you wanna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I got him. I got no rules, I got him. I gotta tell him to myself. I got no rules, I got him. Don't let him in. Oh, don't be his friend. You're getting over him. Miriana! Grazie a te tesoro. Grazie. Grazie. Hai visto? Si muove pure la Cattaneo, Grazie sarà mille. felice perché quando vede degli artisti ballare e muoversi la Cattaneo è sempre felicissima. Grazie, Grazie. tesoro, Grazie, grazie a voi Miriana. anche a te per la tua carriera. Buon proseguimento, grazie. Grazie mille. Un'altra artista sonora, lei è una bellissima ragazza ma anche molto molto particolare. Mi ha detto ti raccomando non mi fare delle domande, non mi dire nulla. Ho detto no, Sono guarda, tutti così, devi Agatha, cantare. sono tutti così. Ma La guarda, maggior parte è tutti vero, così. gli artisti, a parte Non si me, non lo so espongono. che sono una gran chiacchierona, io chiacchiero Non si con espongono, tutti. si vede, non che si ti devo espongono. dire? Ma sarà un po' l'ansia, chi lo sa. Allora ve la presento subito perché non vede l'ora di esibirsi. Lei è Giulia Palma. Eccola qui. Hai visto? Cioè, questa sera ce l'hai col look delle ragazze. Ma cosa guardi? Ma lei è un'altra cosa, eh. Non c'è paragone, ma non c'è paragone. Vince lei stasera. Ma Vince non lei. ti piacciono i vestiti a bomboniera? Cosa c'hai contro le bomboniere? Scusami, Niente, che te devo dire? Mi piace più Giulia. Guarda, non Sono ho padrone? Sono padrone? Ora puoi fare quello che ti pare, veramente sei padrone dell'evento, quindi fai quello che ti pare. Tesoro, cosa ci fai ascoltare? Un mio inedito, Tu sei il mio sole. A voi, Tu sei il mio sole di Giulia Palma. È vero che l'inverno sarà troppo freddo, è vero che la musica non ha rispetto, tu parli all'improvviso e non hai direzione,
esplodi dentro il cuore, ma fuori piove. Sei l'unica ragione con cui voglio stare. Sei l'unica impulsività da controllare. Fammi vivere più volte questa vita, fammi scorrere sul viso frasi scritte a matita. Ti porterò in fondo a questo mare, ti ascolterò in ginocchio anche se fa male. Riesci a consumare le parole, dammi odio, dammi amore, dammi buio, dammi sole. Ricorderò per sempre questo inverno, quando i miei occhi avevano il mare dentro. Sei l'unica salvezza e lo sai, tu sei l'odio, sei l'amore, sei il mio buio, sei il mio sole. Mi butto sopra il letto coi vestiti addosso, mi butto alle spalle ciò che è stato rotto. Facciamo troppi errori, noi non siamo santi, ma nelle tue parole cerco di aggrapparmi. Poi fingiamo che il domani sarà tutto rosa, perché le spine le ho già prese, non una volta sola. Svegliami quando il mondo è cambiato, oppure lasciami dormire che stavolta non ci casco. Ti porterò in fondo a questo mare, ti ascolterò in ginocchio anche se fa male. Riesci a consumare le parole, dammi odio, dammi amore, dammi buio, dammi sole. Ricorderò per sempre questo inverno, quando i miei occhi avevano il mare dentro. Sei l'unica salvezza e lo sai, tu sei l'odio, sei l'amore, sei il mio buio, sei il mio sole. Perché ti sento addosso e siamo una cosa sola, perché ogni nota che entra sembra una tempesta e si alza il vento e smuove tutto quanto. Tu smuovi i miei rimpianti, io prendo tutto e lascio il niente. Ti porterò in fondo a questo mare, ti ascolterò in ginocchio anche se fa male. Riesci a consumare le parole, dammi odio, dammi amore, dammi buio, dammi sole. Ricorderò per sempre questo inverno, quando i miei occhi avevano il mare dentro. Sei l'unica salvezza e lo sai, tu sei l'odio, sei l'amore, sei il mio buio, sei il mio sole. Grazie. Grazie a te Giulia! Grazie, Giulia! Molto bello questo inedito! E tra l'altro so che hai scritto tu, ti ha aiutato Licchetta con gli arrangiamenti. Il maestro Hai capito? Licchetta. Anche Licchetta. Bravo maestro Licchetta, molto bello, mi piace molto questo inedito, molto fresco, giovane come te. Complimenti Grazie e in mille. bocca al lupo per la tua Grazie. carriera. Ciao, Ciao Giulia. tesoro. Seguimento, ciao ciao. È arrivato il momento dell'ultimo artista della Sonora, perché poi iniziamo con la Inizieremo con gara. i finalisti, certo. Esatto, esatto. Lui è un mio amico, sai, io lo apprezzo moltissimo questo artista. Sì, ho Ma è visto- simpaticissimo, abbiamo avuto modo È anche di molto fare due parole. particolare, ecco. Particolare, adesso glielo presenteremo al nostro pubblico. Lui è Giuseppe Di Terlizzi. in arte Revo. Revo. Vieni qua Revo. Eccoti. Revo, benvenuto Buonasera, al Gardaland buonasera a Theater. tutti. Io sono una curiosona, no? Allora leggo Revo. Perché ti chiami Revo in arte Revo? Che poi qua è scritto soprattutto- Raevo, si dice ma Revo. Perché non hai messo Revo, hai messo Raevo, si scrive, scusa, È porta tutto, pazienza. ha tutto il suo perché, è tutto un criterio. Revo praticamente è l'essenza di quella che è la musica che faccio. Perché? Adesso lo spiego. Revo si scrive Raevo, si legge Revo. Ok. Ra sta per rap Ok. e congiunzione voce. Raevo, Revo. Hai capito? È A un voi genio, è un genio. Un Revo genio. è un tuo inedito, no? Sì, un inedito scritto da me si chiama LTMFK. Cioè, pure lì dovrei chiederti perché, scusa, tu LTFP. dato che ci siamo, Mi Agata, sembra dai. un attimino, cioè, non- Lasciamo con il dubbio oppure magari, lo svegliamo? magari ce lo spieghi durante la canzone. Ok, no? va bene. Credo che tu ce lo faccia capire lì. A voi Revo! Buon ascolto, grazie. Ah. Ehi. Frate
mi fa davvero cagare. L'unica musica a farmi dormire ma senza lasciarmi sognare. Frate ti giuro sta trap a me fa davvero cagare. L'unica musica a farmi dormire ma senza mai farmi sognare. Io non ce l'ho con nessuno e questo non è mica un dissing, ma la musica ha perso di senso, è una foto sbiadita dal titolo Missing. Io non mi sento nessuno, né professo di essere un king, ma la musica è persa come una scommessa giocata nel bet. Bing, c'era una volta la roba cazzuta, ad esempio le bombe cantate dai Queen o le fiamme sputate sul palco ogni volta che c'erano live Led Zeppelin. Mostri locali mi vendono roba talmente scadente che prova ad intilti. Io faccio una dieta basata su grandi portate di bossa, di jazz e di swing. C'è chi mi vorrebbe culo all'aria come se indossasse un kilt. Qualche stronzo vorrebbe già farmi la festa, intendo mi pesta sul ring. In una bottiglia lascio un messaggio come faceva Sting. Non la tratto sta roba, c'ha troppo ritardo spiacente, c'ha troppo ping. C'è stato un momento in cui è andato tutto a puttane. D'improvviso si è messo a cantare pure il mio cane. Ehi. Wow, wow, wow. Frate detesto la trap, mi fa davvero cagare. L'unica musica a farmi dormire ma senza lasciarmi sognare. Frate ti giuro sta trap a me fa davvero cagare. È l'unica musica a farmi dormire ma senza mai farmi sognare. Eppure fare la trap non è così difficile. Basta soltanto conoscere il genere e dopo attenersi alle regole. Scrivere musica trap non è così complicato. Devi essere giovane, appena famoso e teggiarti e sentirti arrivato. Poco importa il senso della rima, ciò che conta è cantarla in terzina. Per la voce c'è l'autotune, tu vai tranqui se non c'è il vocione da mina. Oh, doppati Lego, montati come si fa con i Lego. Sì ma sì poco allegro, 4 versi in padella per te tuo fratello. Ehi fra, oh bra, bro, me le presti un po' di flow. Parlare di droga, di soldi, sesso e puttane. Tatuaggi in faccia, anelli, denti d'oro e collane. Frate detesto la trap, mi fa davvero cagare. L'unica musica a farmi dormire ma senza lasciarmi sognare. Frate ti giuro sta trap a me fa davvero cagare. L'unica musica a farmi dormire ma senza mai farmi sognare. E questo pezzo è un controsenso, è vero. Allora spegni sta musica se le parole non hanno più peso. Dico che schifo la trap, lo dico cantando la trap. È un paradosso, cagatemi addosso, vedetela come una gaff. Come una stemmia ubriaco, fradicio il calice pieno. Sì, grazie, grazie, fino all'orlo, Nella vita ci vuole ironia, troppa trap, tempi troppo tristi. E dato che ognuno mi dice la sua, io semplicemente ti dico la mia. Lasciami stare, se ci penso sto male. Andiamo dritti al finale. Se no, quante altre volte ancora poi ti devo ribadire che frate detesto la trap, mi fa davvero cagare. L'unica musica a farmi dormire ma senza lasciarmi sognare. Frate ti giuro sta trap a me fa davvero cagare. L'unica musica a farmi dormire ma senza mai farmi sognare. Frate detesto la trap, mi fa davvero cagare. L'unica musica a farmi dormire ma senza lasciarmi sognare. Frate ti giuro sta trap a me fa davvero cagare. L'unica musica a farmi dormire ma senza mai farmi sognare. Ehi, oh. Detesto la trap, sto pezzo è una trap. Grazie. Grazie a te Revo. Revo. Volevo cantare anch'io LRE, E se ne poi va, mi se sono ne va. persa. Ehi, oh, yo. A un certo punto mi sono persa. Grazie Revo, Ciao, grazie, bocca grazie. al lupo. Beh, allora ci siamo. Ma che tocca? Chi tocca adesso? Come Cominciamo chi con i tocca? finalisti adesso. Certo, dovremmo Cominciamo. iniziare, ma ho già detto C'è sempre un poc'anzi ma. all'inizio della puntata che praticamente ieri abbiamo eletto i vincitori della Mini Next e noi vogliamo, prima di iniziare proprio questa gara degli adulti, farvi vedere chi ha vinto la categoria Mini Next di Next Generation 2021. Lei è una ragazza giovanissima, pensate un po', a soli 13 anni, viene da Malta ed è la vincitrice della categoria Mini Next ed è Kylie Mikalev. Hi Kyle. Voce incredibile. Ieri questi ragazzi ci hanno veramente, anzi a loro giurati, li hanno messi veramente in crisi perché delle voci veramente eccezionali. E lei è la vincitrice. A voi, Kylie Mikalev. There is a house in New Orleans they call the rising sun.
a poor boy, and God, I know I'm one. My mother was a sailor. She sold my new blue jeans, and my father was a gambling man way down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk, and the only time he's satisfied is when he's all drunk. Oh, mother, tell your children not to do what I have done. Spend your life in sin and misery in the house of the rising sun. And God, I know Thank you. Kylie, vincitrice della categoria Mini Next. You're great voice. Pensate ragazzi, soli 13 anni, cioè che dire, congratulations, grazie tesoro, ci vediamo dopo, Hi, ciao Kyle. ciao ciao. Che voci, cioè a 13 anni maestro già stanno così, che dobbiamo fare? Cioè non lo so, Io non la lo tua so. non è cambiata di voce, devo dire, ti conosco da un po' di anni. Sempre la stessa, vedi? Niente. Però un buon segno. Ma Può essere un qualche buon segno. lezione perché non la fai? Me la fai tu, Agata? Allora, se vuoi con piacere, hai Ne voglia. parliamo. Va Ne bene, possiamo va bene. parlare. Però guarda, te lo dico già, non potrei mai arrivare a questi livelli, Vabbè, dai, ci proviamo. Vabbè, proviamoci, dai. mai dire mai nella vita, è vero, questo Bisogna è vero. sempre cercare di migliorarsi nella vita, se no si rimane... Esatto. Allora, siamo pronti. Iniziamo ufficialmente con la gara dei Next. I ragazzi non vedono l'ora di esibirsi, sono tutti molto emozionati. Io ci tengo a dirlo sempre. Mi piace moltissimo l'aria che si respira dietro le quinte in questa gara, proprio perché loro, tra di loro, si vogliono bene tutti. Non si respira nessun'aria di invidia. Sai quelle cose lì, aspetta, ti faccio il gomito. No. Sono il male della musica queste cose, Agata. E questa è la vero. cosa bella del Next Generation, è proprio Mi questa. piace molto perché io dico L'area a di loro amicizia, vero? approfittatene per condividere l'arte, anche se è una gara dovete condividere questi momenti che sono meravigliosi. Iniziamo subito io ricordo anche a casa che vedremo ballo e canto, quindi abbiamo due categorie sia per il ballo che per il canto. Sei pronto? Adesso apriamo con la danza, però. Iniziamo con la danza, quindi pronti giudici, ve lo dico, io ho un po' paura perché dietro le quinte ho già visto qualcosa. C'erano delle facce un po' misteriose, devo Sì, essere sincero. Se ti dicessi, lo vuoi un palloncino colorato? Ti ricordi questo film? Me lo ricordo, Guarda, vero, cioè, vero. Io ho un'infanzia vero, terribile. ecco quella sensazione. Lo vedi, sognavo déjà vu. la notte e Mazza. proprio la coreografia che vedremo adesso è ispirata all'horror. Loro sono Da Fight Crew con la coreografia di Giulia Del Santo. Horror!
Gonna Come di Silla. A voi, Andrea, Governo. In bocca al lupo. In bocca al lupo, Andrea. I was born by the river in a little town. Oh, just like the river been running ever since he's been alone. A long time coming, but I know a chain don't come. Oh, yes, it will. It's been too hard to live on, but I'm afraid to die. I just know it's unfair. Beyond the sky, it's been alone. A long time coming, but I know a chain don't come. Oh, yes, it will. Now I go to the moving, and I go downtown. Somebody keep it tell me, don't hang around. He's been alone. A long time coming, but I know I feel a chain don't come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother, and I say, brother, help me please, yeah. And no nothing with no command. Back and on my knees, on down time, down for I couldn't last for long. I'm a finger table, able to carry on. He's been alone. A long time coming, but I know a chain don't come. Yes, I will. I feel a chain don't come. A chain is gonna come right now. Oh, a chain is gonna come. Oh, a chain is gonna come. Hey, a chain is gonna come. Change is gonna come. Grazie. Lei è Nicole Perossa. Ciao Nicole, viene da Trieste. Nicole. Buonasera, Vieni, buonasera a tesoro. tutti, ciao. Buonasera. Hai 30 anni, vieni da Trieste. Ami Sì. la musica, questo ce l'hai Amo la detto. musica, amo il teatro, amo il musical. Quindi niente. attenzione. Hai ama scelto il un musical. brano mica da poco, sa. Molto molto complicato male. di Jessie J. A voi, Coraggioso. Nicole. Grazie. In bocca al lupo. Viva il lupo! Well, there is something's going down, like the storm in the sky. I'm gonna be plagued by your behavior. How can I trust someone who's lying to me? So let go. Now I say bye and leave. I said, take your stuff and go.
can pick up and drop. And do this inconsistent love, yeah. I think it's time to stop, go. Now I say bye and leave. I said take your bags and go, 'cause you're not for me, no. See, mama is busy when time's getting high, and Papa always had a joke to make me alive. See, mama is busy when I feel down, to bring me up and always keep my feet on solid ground. Hey, just be the best my daddy said to me. Always is in my ass, yo, therapy. Yeah. Don't have to take life too seriously, 'cause you do you so perfectly. So E allora è arrivato il momento Torniamo alla adesso. danza. Sì, Torniamo alla danza. torniamo alla danza con la Dance in Progress ASD con una coreografia che si intitola We Are Heroes, coreografia di Deborah Comelato. Eh sì, hanno capito che questa serie c'è qualcosa con i supereroi? Supereroi. Vedremo un po'. A voi Dance in Progress ASD. Ragazzi. this my shit. All the girls stomp your feet like this. Few times you've been around that track, so it's not just gonna happen like that. 'Cause it ain't no holler back, girl. Ain't no holler back, girl. A few times you've been around that track, so it's not just gonna happen like that. 'Cause it ain't no holler back, girl. Ain't no holler back, girl. I'ma shut it down. Kitty cat meow 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 meow. Hit it with the heat to the heat to the hound. Miss Jackson, oh she with a crown. Brand new sound, got a brand new style. Coming with the banger like boom boom pow. Wow. Ooh 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 child. Janet Jackson come soon. Ain't no sitting down, gotta keep it up. I mean, your music got the whole room jumping on. Instant motion from the second to drop. Don't this shit make a nigga wanna Don't this shit make a nigga wanna Don't this shit make a nigga wanna Act the fool, you better watch out. Hot shit be bringing the cops out. Come on, street niggas is ringing them shots out. Short circuit and blacking the blocks out. Now open up the garage and pull the drops out. Rocking the fur coat, bringing the blue fox out. Diamonds light up the block, bringing the blue rocks out. While until all of my crew knocks out. Come on. Avengers! Meow. Hypnotize me, you got me trembling like a little baby girl. You're so special, you're like diamonds and pearls. You got me spinning and you got me in a 12. You're my number one baby and you come to rock my world. You're dangerous, just get it up. The way you move, so scandalous. It's all about the two of us. A one night stand just ain't
Ascoltare un pezzo molto bello. Il pezzo si chiama Black Widow ed è di Iggy Azalea e Rita Ora. Bene, a voi Alessandra. Di Fozzo. I'm gonna love you until you hate me, and I'm gonna show you what's really crazy. You should've known better not to mess with me all night. I'm gonna love you, I'm gonna love you, gonna love you, gonna love you like a Black Widow, baby. Just a cat and mouse game, always all the same. First we're both and a plane is all how you got it straight. Went from nothing to something, like into loving. It was us and guess the word, and now we just fucking. Cause I got love you so much and now I just hate you. Feeling stupid for all the time that I gave you. I wasn't all in nothing for a scene, no please in between. My man, but me believing what you say that you never mean. I get the last forever, but not forever in the song. They did what's would it be you, but then it's us singing the song. You are different from my lesbian die, you got a mirror. And there's no place I see I could be clear. Used to be dressed it for me, but now you wanna be set free. This is the world where that you weave, so baby, no rest in peace. I'm gonna love you until you hate me, and I'm gonna show you what's really crazy. You should've known better not to mess with me all night. I'm gonna love you, I'm gonna love you, gonna love you, gonna love you like a Black Widow, baby. I'm gonna love it with till it hurts. Just to get you, I do whatever works. You haven't met nobody, have I do ya, then you bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah, I'll make you bad for, bleed for, so you feel like you breathe for. It's you, do anything, never damn for. I want you to feed for, wake up a dream for, so let's get you guys spinning, having a lean for. It's like asking and checking in mind, it's nothing but me. On it, nails means unbelieve that. If it's your job, I want it, promise I need that. Till I'm mad about you, be it, I can fall back, go quick. Cause it's still a fidel checks and I take it all, but I don't. Shh. Used to be just it for me, but now you wanna be set free. This is the world where that you weave, so baby, no rest in peace. I'm gonna love you until you hate me, and I'm gonna show you what's really crazy. You should've known better not to mess with me all night. I'm gonna love you, I'm gonna love you, gonna love you, gonna love you like a Black Widow, baby. Blah 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 widow, baby. Aiden e Clina Cohen con un brano bellissimo di Sam welcome Smith. back. Thank you. Sam Smith è il brano che ci farà ascoltare. E Writings on the Wall. A voi Aiden. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss.
but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the wall. A million shards of glass that haunt me from my past. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I won't be afraid. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the wall. Allora, adesso è arrivato il momento di un altro gruppo di danza e io proprio voglio approfittarne per ringraziare il direttore artistico che quest'anno si è occupato della danza. Lui è Damiano Gaburro. Damiano! Grazie Damiano, quest'anno, lo ripeto, non è stato molto semplice perché col discorso Covid, che sappiamo tutti, che conosciamo, non era semplice. Nelle scuole di danza hanno potuto provare anche poco i ragazzi tra di loro, quindi congratulazioni e complimenti a questi Veramente ragazzi un gran bel lavoro, che veramente. si stanno mettendo in gioco e non è facile, soprattutto quando si devono fare delle coreografie in sincro, quindi è molto difficile. Quindi bravi, complimenti ai coreografi e a tutti gli insegnanti che ci hanno permesso di ascoltare e vedere delle coreografie e dei cantanti veramente molto bravi, quindi complimenti a tutti voi. Allora andiamo avanti, è arrivato il momento, come dicevo, torniamo della alla danza. danza adesso, certo. Sì, con Urban Dance Groovy, la coreografia è Guerrieri, su coreografia di Barbara Mariano. A voi, Urban Dance Groovy!
other boys don't know how. You ready? Go ahead, be gone with it. To the back. Go ahead, be gone with it. 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 I'm bringing sexy back. Yeah. Andiamo avanti, Agata, che è meglio. Io invece volevo parlare un po' con la Furlan, no? Gabriella. Gabriella. Allora, abbiamo visto già delle coreografie, piede a parte, Gabriella, già ride Gabriella. Io ho un collo del piede bellissimo. Ecco. Facciamo un applauso, signori, al collo del piede della Agata Reale. Cioè, ma ti rendi conto? Non ho parole. Non ho Questo parole. questo Gabriella, collo a parte, hai visto delle esibizioni, vorresti dare dei consigli, vorresti dire qualcosa a questi giovani ragazzi che si sono esibiti e che si esibiranno ancora su questo palco? Sì, guarda, intanto ho apprezzato questa bella energia, questo entusiasmo e quindi avevano proprio voglia di riprendere, ma come tutti noi. Quindi non smettiamo di sognare, non smettiamo di credere nei nostri sogni, quindi ben vengano queste manifestazioni e questi eventi. E io consiglio sempre di studiare, naturalmente, ma studiare tutto. Adesso abbiamo visto uno stile di hip hop e attendiamo di vedere anche le prossime esibizioni e quindi studiare tutto, dall'hip hop al classico, al modern, al contemporaneo, poi canto, musica. Ormai l'artista deve essere a 360 gradi. Quindi grazie e complimenti anche agli organizzatori. Grazie Barbara, grazie mille. Gabriella, ho detto Barbara. Gabriella. Sì, Gabriella. Guarda, mi nomina qualcuno, io vado, cioè non capisco più niente. Vabbè, andiamo avanti, è arrivato il momento di un artista, un altro ragazzo in gara, lui ha 31 anni, viene da Siena, ci presenta un inedito che si chiama Alice, accompagnato dal maestro Luca Becchelli. A voi, Niccolò Pagliai. Buonasera a tutti. Alice, di notte dormi ogni tanto, tra mille pensieri e qualche crisi di pianto, tra mille incertezze una carezza ogni tanto. Alice, ci credi in quelle sue scuse, il sabato sera diventa veloce, il sabato notte diventa feroce. Perché Alice lo sa, che la vita ti accoglie, a volte tutto ti toglie, cadranno le foglie, na na na, ma questo Alice lo sa. Alice, la storia sta andando a puttane, provaci almeno a non farti del male, prova a riuscirci senza sbagliare. Alice, una ruga attenua al tuo viso, non lasciare mai spento quel tuo folle sorriso, tenero e dolce, talvolta indeciso. Perché Alice lo sa, che la vita ti accoglie, a volte tutto ti toglie, cadranno le foglie, na na na, ma questo Alice lo sa. Alice del rischio non ne vuole sapere, già troppe volte si è fatta del male, già troppe volte ha sentito dolori.
che Alice lo sa, che la vita ti accoglie, a volte tutto ti toglie, cadranno le foglie, na na na, ma questo Alice lo sa. Alice, l'amore è come un bel gioco, può durare per sempre, spengersi come un fuoco, ghiaccio bollente dal finale incoerente. Grazie. A voi Giorgia Guerra in arte Eta. Eccola qua, Eta. ciao Buonasera. Giorgia. Buonasera a tutti. Eta. Vieni qua, vieni pure qui, in centro. Eta, spiegaci. Questo Eta. nome Tutti questi- nasce, diciamo, da un connubio molto particolare, poiché io mi sento travolgente, vivo perennemente in piena di emozioni e sono una persona molto limpida e trasparente. Come l'acqua, quindi Come l'acqua. ETH, benissimo. Grazie tesoro, Grazie. in bocca al Grazie. lupo a voi, Grazie. Giorgia Guerra. Ci vorrebbe il mare che accarezza i piedi mentre si cammina verso un punto che non vedi. Ci vorrebbe il mare su questo cemento. Ci vorrebbe il sole col suo oro e col suo argento. E per questo amore, figlio di un'estate, ci vorrebbe il sale per guarire le ferite, dei sorrisi bianchi fra le labbra rosa, a contare stelle mentre il cielo si riposa. Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo, ora che mi lasci come un pacco per il mondo. Ci vorrebbe il mare con le sue tempeste, che battesse ancora forte sulle tue finestre. Ci vorrebbe il mare dove non c'è amore, il mare in questo mondo da rifare. Ci vorrebbe il mare, ci vorrebbe il mare, ci vorrebbe il mare, ci vorrebbe il mare. Bene, allora andiamo avanti, proseguiamo con una scuola di ballo. Loro sono la scuola di ballo del Veneto con la coreografia Le Cid, coreografia di Letizia Giuliani. a voi, scuola di ballo del Veneto.
come sta andando? Tutto bene, tutto bene. dai. Ma sono belli anche, guarda che belli che sono. Guarda che squadra, Che ragazzi. squadra! Che squadra, veramente bravissimi. Bravissimi per quello che fate, è la 7ª edizione di questo contest, io lo dico sempre, vi adoro perché voi riuscite a portare la buona musica, la danza da un paio di anni e fate tutto con molta onestà, quindi complimenti veramente, complimenti vivissimi. Rino, allora io lascerei a te la parola. Intanto la stima è assolutamente reciproca, per noi è un onore, sai, sempre un piacere averti qui con noi. Grazie. Rino. Secondo, noi ci complimentiamo come sempre con tutti i ragazzi, con le famiglie che fanno tantissimi sacrifici per portare questi ragazzi, tantissimi vengono dalla Sicilia, Sardegna, Malta. Sono tanti, quindi un applauso va ai genitori assolutamente, e ai vocal coach. Noi ci siamo fermati nel 2019, come d'altronde si è fermato un po' poi nell'anno successivo tutto quanto, quindi quest'anno poi ci abbiamo ripensato, abbiamo detto ma noi è vero che non possiamo andare in giro a fare i casting, perché dicevamo, ne parlavamo anche prima, comunque l'ultima edizione avevamo fatto 47-48 casting in tutta Italia, però abbiamo invitato lo stesso le scuole a mandarci questi ragazzi, quindi non abbiamo fatto dei casting, ci siamo fidati della scelta dei vocal coach, devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro. E niente, però in questo momento volevamo... Volevate conferire un premio speciale. Conferire un premio speciale. Esatto. Noi abbiamo la fortuna di avere quindi qua intanto una giuria d'eccellenza, noi una commissione, ecco, noi di solito cerchiamo sempre delle personalità che possono offrire delle opportunità di lavoro e sappiamo bene quanti negli anni, anche nelle edizioni precedenti, moltissimi ragazzi hanno iniziato delle collaborazioni con compagnie, sono andati in giro per il mondo, alcuni hanno iniziato a lavorare, alcuni hanno iniziato a fare delle belle cose. Quindi intanto voglio ringraziare tutta la giuria, che è veramente una giuria d'eccellenza, e volevamo come etichetta emergente, tu sai che siamo nuova come etichetta, abbiamo un attimino pensato comunque di dedicarci a questi giovani e di fondare anche questa etichetta che è la Sonora, visto che abbiamo la fortuna di avere qua in giuria, in commissione, diciamo la storia, se oggi abbiamo tutte queste belle canzoni, penso che il merito, gran parte del merito sia di questo signore. Volevamo avere qua sul palcoscenico Roberto Razzini della Warner, è veramente un'istituzione nel campo della discografia. Tempo fa qualcuno l'ha definito la W della Warner, cioè quindi ci siamo permessi, Roberto, proprio insieme a Francesco, a Tommaso, ad Antonia e ai fratelli Lazzara che fanno parte di questa etichetta, che sono i soci fondatori di questa etichetta, di omaggiarti per tutto il grandioso e prestigioso lavoro che hai fatto in tutti questi anni e per quello soprattutto che farai ancora, perché io sono sicuro che la musica italiana, la musica internazionale, possiamo dirlo, non può fare a meno di te. Quindi io, Francesco, Tommaso, Antonio, non ci sono qua gli altri due soci, sono i fratelli Lazzara, vogliamo darti un premio alla carriera per quello che farai, non per quello che hai fatto, che è straordinario e non c'è niente da aggiungere su quello che hai fatto perché parla la storia e parla la musica. Quindi questo è un omaggio che volevamo farti come etichetta. Grazie di cuore, grazie Roberto per questa splendida carriera e per tutto quello che, come dice Rino, farai per tantissimi giovani e non solo, per grandi artisti. Grazie di cuore. Grazie a te Roberto. Bene, se volete andate pure. Potete andare. Poi facciamo due chiacchiere dopo. Sì. Ok, così insieme capiamo un po' come sta andando anche lì, cosa fanno tra di loro, cosa dicono questi giudici. Tu lo sai che io sono la curiosona. Guarda anche Savatteri, vedi, lo vedo lì la confabulare curiosona. con Gabriella. Esatto. E siccome sono curiosa, Marco, devi sapere che durante le semifinali si sono esibiti tantissimi ragazzi e proprio loro, dell'etichetta Sonora, hanno individuato un ragazzo che si è particolarmente distinto, che non è passato in finale, ma che loro volevano premiare proprio per il suo stile, cioè che è uno stile che spesso e volentieri non viene molto apprezzato, soprattutto in Italia, che è uno stile groove. E grazie a questo proprio loro hanno deciso di premiare questo ragazzo con l'esibizione, quindi non è in gara, ma
siamo tutti interessati, anch'io, perché mi è venuta una Te curiosità lo Agatha, grandiosa. ti garantisco che è un personaggio. È un Allora, personaggio. io l'ho incontrato dietro le quinte, devo dire che è molto particolare, è siciliano come me, quindi a un certo punto mi fa, quando devo entrare? Ho detto, ma aspetta, ancora è presto, non devi entrare adesso. No, perché mi hanno detto, e gli ho detto, aspetta un attimo, stai calmo che ti chiamo io. Allora gli ho detto che lo chiamavo in siciliano, perché se no, sei pronto? Perché poi lui è di Palermo, io sono catanese, quindi sei pronto? Eccolo, vieni qua. Eccolo, Stefano! Ciao. Stefano, vieni qua. Stefano Procida. Stefano Procida. Stefano Procida. Procida. Hai 18 anni, Sì. vieni da Bolzano. No, non è vero. No, ma non si sente. vieni da Bolzano, vieni da Bolzano. Come stai? No, tutto a posto, oggi non c'è male. Oggi non c'è male. In questo Sì. momento come stai? Non lo so, un po' teso, sai. Un po'? Pochino teso. Però, pochino. Maestro però ci Savatteri. sta, ci sta. Ma è normale. No, è normale. ascoltami, è una cosa importante. Maestro Savatteri sa di cosa parla. È un pochino teso, hai capito? Cioè, è un po' teso. Ok, tranquillo. Tu ci farai ascoltare un pezzo bellissimo. No, sì, è un inedito. Scusami, non è bellissimo se è un inedito? sì, È un inedito. Io ti voglio No, aiutare, brutto, è un bellissimo inedito. È quindi- orribile. Ma come è orribile? È un inedito orribile. No. Ma questo secondo me devono dirlo le persone, capito? Ma l'hai detto tu, l'hai detto, Stefano. Gabriele, puoi fare la traduzione? No, Fai anche il siciliano, il palermitano, Gabriele. Comunque è un inedito scritto da me, la mia band, il mio gruppo a Palermo, ci sta. È una Però sei da solo questa sera. Sì, oggi sono solo, c'è la base che la mandano dalla regia. La manda dalla regia. Sì, Meno male che la mandano dalla regia, perché se la dovevano mandare dall'altra parte eravamo rovinati. Certo. Sei pronto, Stefano? Sì, dai. Spacca tutto, Stefano. Stefano, Va bene. dai, devi essere pronto. Devi dire, sono prontissimo. Vabbè, allora te lo assicuro, sono pronto. Come si chiama il tuo inedito? Si chiama Mind Eulogy e la band si chiama Cerberus Heads, andate tutti a cercarla su YouTube. Aspetta, però io non ho capito. Siamo forti. Aspetta. No, mi servono le traduzioni anche a me qui, No, veramente. siamo come forti. Malta, come Ma in Malta. inglese. 2 secondi fa c'era un problema che lo dovevano dire gli altri. Che ora siamo forti. Allora, niente, Aspetta. se volete guardare, se volete Stefano, ascoltare. c'è un problema, un attimo, state muto, un attimo. Non te capiscono, non te capiscono. Allora, come si chiama? Se no come ti cercano? Non l'ho capito io, come si chiama? Allora, è in inglese il titolo, come ve lo posso dire? Si chiama No, vabbè, allora dillo. Mind Eulogy. Mind Eulogy. Mind Eulogy. Hai Eulogy, no? Eulogy. Sì, Eulogy è qualcosa di europeo, invece è eulogy. Europeo. Yeah. Vabbè, siccome è europeo, io direi a te il palco, è Ciao. europeo. Dai Stefano. Grazie a tutti. Here I am in this wasteland. I keep missing the past. All that cannot be ruined, and as my thoughts adjust, I can't do anything but I take myself and get lost. Wanting on its own, nothing. I guess you're doing so. Why am I inside you? What towards I will go? Watching anger your face and drag yourself to it down. Watching anger your face and drag yourself to it down. Try me even back and God. Can you withdraw your clothes? What's the cemetery mine? Nothing one night.
time. Say I'd let me go if I had time. In my own home. Grazie mille, grazie. Sono contento. Continuiamo con la gara, continuiamo, è arrivato il momento di una cantante di 21 anni, siciliana. Lei ci farà- Siracusa, Sì, Siracusa. ci fa ascoltare un brano molto molto bello. Lei è Sara Clementi. Vieni Sara. Sara! Buonasera. E allora te lo faccio dire a te il brano, visto che ci tenevi, perché il brano è di Etta, però tu fai la versione di Beyoncé, quindi... Allora, canto I Rather Go Blind di Etta James nella versione di Beyoncé. Ok, a voi Sara Clementi. Something told me it was over when I saw you in that talking. Something deep down in my soul says quiet girl. When I saw you in dark walking around. Ooh, have a rather go blind, boy. Then I see you walk away from me anytime. Ooh, so you see, I love you so much that I don't want to watch you leave me, baby. My soul burn, I just don't want to be free anymore. Ooh, I will dance, and here thinking of your kiss and your warm embrace, yeah. Reflection in the glass that I had to my lips now, baby. Real this thing that I was on my face. Ooh, and baby, oh baby, I'd rather be blind, boy, than to see you walk away from me. And baby, oh baby, I'd rather be blind, boy, than to see you walk away from me. Grazie. Io adesso, scusa sono curiosona, voglio andare a sentire cosa succede lì dentro, nella giuria tra di loro. Sentiamo Federica Camba, che dici? Vai, Federica. Federica. Eccoli lì. Come va lì? Come sono le idee tra di voi? Andate d'accordo un po' meno?
Mi sentite? Adesso sì. Adesso Ho sì. detto abbiamo litigato continuamente perché ci sono pareri discordi e... No, scherzo, non è Ah, vero, no, ok. non è vero. Devo dire che certi talenti mettono tutti d'accordo. Ah, bene. Perciò abbiamo, come dire, un'ondata, dipende da poi da chi canta, da cosa ci manda. Ok, Ci sono- capito? Roberto, ti do del tu, anch'io sono... Siamo amici ormai con ormai Roberto. siamo dai. amici? Assolutamente sì, buonasera. Buonasera Roberto. Allora, cosa cerca la discografia? Ma allora, Che innanzitutto, consiglio possiamo dare a questi ragazzi, ecco? allora, diciamo che io personalmente sono in grandissimo imbarazzo perché ci sono dei gran talenti qua e quindi trovare poi il metro di giudizio che possa dare una classifica e quindi un vincitore, perché poi a quello bisogna arrivare, non è facilissimo. Devo dire che un commento che mi viene da fare, e l'ho condiviso adesso con Federica, è il perché. Vorrei chiedere a questi ragazzi perché scelgono repertorio straniero. Una cosa importante da tenere Immaginavo. presente... Sfondi una porta aperta. Immaginavo, penso, perché era Roberto. quello che dicevamo anche noi dietro le quinte, tanti ragazzi si mettono proprio lì, cioè scelgono brani in inglese. Noi No, siamo ma in ci Italia, è anche bello ascoltare ogni tanto qualche pezzo in italiano. No, ma ci sta perché poi il brano in inglese dà la possibilità di dimostrare estensione vocale, dà la Certo. possibilità di dimostrare il talento nel canto. Però il repertorio italiano, la musica italiana ha grandi radici e bisogna cercare l'interpretazione più che la Esatto. performance ineccepibile da un punto di vista tecnico. Quindi l'interpretazione con il repertorio italiano viene fuori molto più facilmente rispetto a Esatto. quello straniero. È anche un po' difficile, secondo me, cantare in italiano paradossalmente potrebbe sembrar facile, ma credo sia molto più difficile, È proprio molto per più il discorso difficile. interpretativo, ecco. È molto più difficile. Bene, bene, grazie per questo consiglio Grazie, Roberto. che naturalmente avranno E ascoltato Federica. tutti i giovani ragazzi e giovani artisti. Grazie. Poi parleremo un po' anche con gli altri perché sono curiosa di sapere altro. Allora, andiamo avanti, è arrivato il momento del ballo. Si torna alla danza. Eh sì, torniamo alla danza con ASD Dance Color. Sono un duo, loro sono Andrea e Maria, hanno 11 e 13 anni. Su con la coreografia che si chiama Ignoto, su coreografia di Ania. A voi ASD Dance Color.
Allora chiamerei sul palco il mio vecchio amico Bradley De Bono. Bradley, welcome Viene da back. Malta e ha 19 Bradley. anni. Bradley De Bono. No, Sarah. No, Sarah. Cioè, allora, perché se no sembriamo dei matti che ridiamo Non è che da siamo soli. matti, esatto. No, Diglielo, sembriamo dei Agata. matti. Io sono Spiega al sempre pubblico, quella per che favore. svela dietro le quinte. Nella lista avevamo scritto Sara. A un certo punto dicevamo, ma dov'è Sara De Tutti a Bono? cercare Sara? sta Sara, dov'è? Arriva Dov'è? lui, no Sara. E io, no Sara, Willow. Mi sono fatta tutta la canzone praticamente. Alla fine abbiamo scoperto che era lui, ecco. Così almeno hanno capito a casa qual è il discorso. Sei pronto? Are you ready? Are you ready? Ok, a voi? Bradley. Ciao tesoro, vai. Vai pure, vai, vai. Mama, thank you for who I am. Thank you for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid, for the times I forgot. Mama, remember all my life. You showed me love, you sacrifice. All of those young and early days, how I've changed along the way. And I know you believed, and I know you had dreams, and I'm sorry it took all this time to see that I am where I am because of your truth. And I miss you, I miss you. Mama, forgive the times you cried. Forgive me for not making right all of the storms I may have caused. And I've been wrong. Dry your eyes, dry your eyes. And I know you believed, and I know you had dreams, and I'm sorry it took all this time to see that I am where I am because of your truth. And I miss you, I miss you. And I owe it all to you, Mama. Grazie mille. Loro sono Kinema Centrodanza con la coreografia mediterranea della maestra Oriella Petrachin. A voi! Mediterraneo sì, che la nave che va da sola, la musica è tutta vera, su quell'onda dove si vola, tra la scienza e la leggenda, del flamenco e della taranta, e fra l'algebra e la magia, la scia di quei marinai, è quell'onda che non smette mai, è il Mediterraneo sì. Andare, smutto uguale, la faccia te risponde dello stesso ma e gli scimi tirati
che il Mediterraneo sia una fortezza che non te ne porta, ad ognuna può campare, la ricchezza che ognuna porta, ogni uomo con la sua stella, nella notte del Dio che balla, e ogni popolo col suo Dio che accompagna tutti i marinai, è quell'onda che non smette mai, il Mediterraneo sia. Andare alla stessa festa di una musica fatta di gente diversa, da Napoli che inventa melodia ai tambur dell'Algeria. La bandera musica fa, lasciamo sapere, e anche un samara, ai tambur dell'Algeria. Il Mediterraneo sia quella nave che vada sempre navigando tra nord e sud, tra l'oriente e l'occidente, e nel mare delle invenzioni quella bussola per navigare, Nina Pinta e Santa Maria, e il coraggio di quei marinai, e quel viaggio che non smette mai, che il Mediterraneo sia. البحر الأبيض المتوسط، البحر الأبيض المتوسط، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار. Il Mediterraneo sia che la nave che va da sola tra il futuro e la poesia, nella scia di quei marinai, è quell'onda che non smette mai, che il Mediterraneo sia. Voglio quindi da te con questo pezzo montare uno dei tuoi spettacoli pazzeschi che conosco. Grazie Agata. Non è la mia categoria, ma posso dire che mi hanno fatto davvero sognare. Complimenti a tutti in generale. Questa performance mi ha trasportato altrove. Hai visto che immediatamente. ci conosciamo, hai visto che ci Sì. conosciamo bene. Bene, conosco i tuoi lavori, quindi non poteva essere diversamente. Immaginavo che tu viaggiassi, come ci fai viaggiare tu con i tuoi spettacoli, quindi grazie veramente. Grazie mille. Vogliamo dare la parola anche alla maestra? Che dici? Ma sì, dai. Allora, diamo la parola diamola a Rosa. Rosa Bulfaro, Rosa, Rosa dove Bulfaro. sei? Eccola. Un'altra new entry. Esatto, Un'altra new quest'anno. entry, Next Generation. Benvenuta innanzitutto. Grazie a voi ragazzi. Allora, io mi permetto di legarmi al discorso un po' di Roberto e sicuramente di Federica. Allora, sicuramente tantissimi talenti. Io nasco da un'attività formativa, quindi prima di tutto l'aspetto formativo, ma oggi cantare non è solo un fatto tecnico, cioè è comunicare un'emozione per sentire quell'emozione e poi trasmetterla ai nostri interlocutori. Sicuramente ascoltare musica italiana permetterebbe a noi giurati di valutare ciò che è realmente l'identità vocale di quell'artista che vive in Italia e che per quello dovrebbe farsi ascoltare in italiano, senza nulla togliere al fatto che si possano poi studiare e interpretare brani in lingua inglese. Però io spesso mi trovo davanti a ragazzi che cantano dei brani in inglese ma non ne conoscono neanche il valore del testo e questa cosa non è bella. Certo, è importante anche Sì, quando... siamo in Italia, viva l'Italia, e poi benissimo Esatto. studiare tutto il repertorio estero e prendere dal repertorio estero e fare del proprio. Trovare una propria identità. Stefano, a parer mio, era un ragazzo fuori gara e quindi posso dirlo, ha fatto la differenza, ma subito. E non era un discorso tecnico, è un discorso comunicativo. E penso, questa è la mia opinione da maestra, da vocal coach, quindi prima di tutto. Grazie a Rosa. voi ragazzi. Grazie Rosa. mille. Allora, andiamo avanti, è arrivato il momento di un'altra cantante. Lei è giovanissima, 19 anni, viene da Monopoli.
ci canterà un pezzo di Toe Model, Another Love. Lei è Gaia Gaia Lorusso. Ciao Gaia! Gaia, Sei pronta? Prego. Sì. carica. Dai, facci sognare con questo brano bellissimo. A voi, Gaia! I wanna take you someplace, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils and a pretty stream, but they won't flower like the daylight spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up. Oh, another love, another love. All my tears have been used up. On another love, another love. All my tears have been used up. On another love, another love. All my tears have been used up. And if somebody hurts you, I wanna fight. My hands will be broken one too many times. So use my voice, I'll be so damn rude. Words they always win, but I know I'll lose. And I sing a song that'll be just ours, but I sing it more to another heart. And I wanna cry, I wanna learn to love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. Con una scuola di danza, loro sono Accademia di ACSD Arte, Cultura e Spettacolo. La coreografia è Aladino, i coreografi anzi sono Brian Bullard e Davide Accossato. a voi. Watch out! You done wound me up. About to show you what I'm working with. Well, Alibaba, he had them 40 thieves. Scheherazade, he had 1,000 tales. But master, you're in luck because up your sleeves you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now, heavy ammunition in your camp. You got some punch, pizzazz, and how? All you gotta do is rub that lamp, and then I'll say, Mr. Man, what's your name? Whatever, what will your pleasure be? Let me take your order, I'll jot it down. You ain't never had a friend like me. Life is your restaurant, and I'm your maitre d'. Come whisper to me whatever it is you want. You ain't never had a friend like me. We pride ourselves on service. You the boss, the king, the shop. Say what you wish, it's yours to dish. How about a little more baklava? Mr. Aladdin, yes, one wish or two or three.
Well, I'm on the job, you big nabob. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend. Lie. You ain't never had a friend like me. In caso di emergenza le uscite sono qui, ovunque. I signori passeggeri sono pregati di allacciare le nappe di sicurezza. Sì! Grazie per aver scelto il tappeto magico per i vostri spostamenti. Siete pregati di rimanere seduti fino al completo arresto del tappeto mobile. Grazie, arrivederci, dai, Wiedersehen. Yes! Can your friends do this? Can your friends do that? Can your friends do tap? Can your friends do this? Can your friends do that? Can your friends go abracadabra, let her rip? Give me a doggy bag, taking it home. Mister Aladdin, have a wish or two or three. I'm on the job, you big nabob. You ain't never had a friend, never had a friend. Never had a friend. Never had a friend like me. Allora, diciamolo adesso, passiamo veramente, facciamo le cose belle, Le cose importanti. fatte bene, le cose serie. Cominciamo a dire delle opportunità importanti che verranno Assolutamente. messe in palio. Quindi chiamo Chiara Cattaneo perché lei è arrivata veramente, darà delle bellissime opportunità importantissime a questi ragazzi. Quindi Chiara, vorrei parlare un po' con te. Buonasera a tutti. Ciao tesoro. Allora, so che tu hai delle opportunità importantissime per questi ragazzi. Faccio dire tutto a te perché sei bravissima in questo e non solo. Sappiamo che sei una grande artista, ma saprai spiegare meglio di me le opportunità che vuoi dare. Allora, intanto io ringrazio tantissimo Rino che mi ha invitato a questa manifestazione, a questa giuria meravigliosa che è qua con me. Sarò brevissima. Abbiamo delle audizioni, sì. Questa sera molti di loro vinceranno dei premi. Io sono qua fondamentalmente per invitare tutti su audizionistage@gmail.com. Iniziamo con le primissime audizioni per Wicked, il musical, che viene in Italia da Londra, perché riapre, grazie a Dio, la West End. Il secondo è Mamma Mia, il terzo è Cats e il quarto che portiamo in Italia è proprio quello che avete appena visto, Aladdin della Disney. Hai capito? Vengo a fare anch'io un'audizione, allora. No, ormai solo per Gabriele. Sono vecchia io. E ci tengo a dire, è stato un anno difficile per tutti per il Covid. L'anno scorso siamo riusciti comunque a venire con Hamilton e 6 dei nostri ragazzi italiani sono partiti per andare all'estero. Quindi a tutti i giovani talenti dico forza, teniamoci pronti e vi aspetto per le nuove audizioni. Grazie Chiara, grazie per queste bellissime opportunità che stai dando a questi giovani artisti. Cristiano. Sì, sì. Cristiano. Dimmi. Ciao, buonasera a Vorremmo tutti. sentire anche te, un tuo parere. Tu ormai sei veterano qui a Next Generation. Ormai sei di casa, lo possiamo dire, Cristiano, ed è sempre un piacere averti con noi. Grazie. Che dire, allora abbiamo visto un po' di tutto, 3 pezzi pop, uno classico,
uno contemporaneo con un po' di acrobazie. Quindi sicuramente non è semplice la scelta, il livello mi sembra abbastanza buono, basta, tutto qua insomma. C'è ecco, non mi qualcosa che sento ti di ha colpito sbilanciarmi. particolarmente anche, Cristiano? Scusa? C'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente, senza dirmi chi e come? Sì, sicuramente Bene. sì. Wow, Chiara fa così, bene. Voi andate d'accordo, Chiara e Cristiano? Siete d'accordo? Cristiano voi si due? sbilancia di più. Tutti e tre noi siamo d'accordo. Noi proprio... Hai trovato le persone Aldo- giuste, Cristiano. No, Aldo, dai. Giovanna e Giacomo. Ottimo. Licchetta, maestro Licchetta, come va? Come sta andando? Questi ragazzi che avete selezionato, come Benissimo, sono? però io non mi interessa, cioè non faccio danza. No, però parlo in Questo era per generale. lui. Giudizio, Antonio, Anche lo puoi sui pure cantanti. dare, dai. Qualcosì, me l'ha un detto parere. Per quanto riguarda la Un danza, parere lo puoi dare su tutto. Si tratta di arte. Canto Certo, e danza. no. Sono tutti, sia la parte del canto sia della danza, sono di livello, ecco. Bene. Quindi sarà un compito difficile per tutti quanti i giurati. Antonio, tu che hai visto i ragazzi li hai selezionati nelle selezioni perché eravate in giuria con Francesco, Rino, questa sera i ragazzi li hai visti particolarmente emozionati, sono stati invece proprio bravi a salire sul palco nonostante, voglio dire, giuria di tutto rispetto. Come li hai trovati? Svelaci un po'. Li ho trovati che l'emozione c'è sempre perché questo palco è particolare, quindi l'emozione ci sta. Però una volta partiti loro sono a loro agio, quindi li ho visti abbastanza fluidi. Ottimo, quindi bravi ragazzi, bravissimi. Allora, siamo arrivati, abbiamo le ultime 3 esibizioni prima di chiudere e quindi decretare i vincitori per le categorie. C'è lei, anzi no, è un lui, è Clemente Mezzacapo, lui ha 22 anni, viene da Caserta e ci fa ascoltare un brano che si chiama Don't Stay For Me. A voi, Clemente! Baby, I've been thinking, can see the words and just see it be. I gave you every reason to get up and leave. I know that this time that you get so tired, and you know I want you to stay, but don't stay for me. But just live for me. If you got to leave, do what you need. Don't live for me. But don't stay for me. Hey. Baby, I've been thinking, see the words and it's because of me. Oh baby, my ship is sinking. Don't get over, don't you try to save me. I know that this time that you get so tired, and you know I want you to stay, but just stay for me. But just stay for me. If you got to leave, do what you need. Don't stay for me. Oh,
Allora, andiamo avanti, ultime 2 esibizioni, è arrivato il momento di una cantante, anche lei molto giovane, viene da Piacenza, ha 19 anni, ci presenta un brano di Rihanna che è Love on the Brain. A voi? Camilla Gorrini! And you count me like gold. What you want from me? What you want from me? And I try to pay a pretty high, but the price too high. Baby, you count me like gold. Oh, you love when I fall apart, so you can put me together, throw me against the wall. Baby, you got me like don't you stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. And baby, I'm just fine with fire, just to get close to you. Can we burn something, baby? And now I'm from eyes just to get a taste. Must be love on the brain, yeah. That's got me feeling this way. He beats me black and blue, but he fucks me so good and I can't get enough. Must be love on the brain, and he curses my name. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be love on a brain. Baby, keep love me, just love me, yeah. Just love me. All you need to do is love me, yeah. Kill me like I'm tired of being played like a violin. Why do I guys don't get it? You're motherfucking high, baby, like don't you stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. And baby, I'm just fine with fire, just to get close to you. Can we burn something, baby? And I'll run from miles just to get a taste. Must be love on the brain, yeah. That's got me feeling this way. He beats me black and blue, but he fucks me so good and I can't get enough. Must be love on the brain, and he curses my name. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be love on a Grazie. Allora, e con questo chiudiamo ufficialmente No. la categoria canto. C'è l'ultima di danza, l'ultima esibizione. No. Sì. È passata una Francesco. tradizione adesso. Guarda Francesco. Si nascondeva sotto il tavolo, no? Come quando Allora, ti interrogavano a scuola. Esatto, dovete sapere che Francesco ama moltissimo parlare al microfono, Sì. ama moltissimo stare sul palco, Rino, vero? Tu Vedi- mi puoi dare Sì. conferma? Sicuramente, Daremo dai. dimostrazione al pubblico Ieri adesso. abbiamo scoperto che tra le tante arti di Francesco lui fa il ballerino classico, abbiamo scoperto che sa parlare al contrario, tipo ama. Ama? Esatto, bravissimo. Ecco, non lo so, un'altra peculiarità di Francesco. Ed è un supereroe, dicevamo ieri, giusto? Anche. Francesco, bando alle ciance, come vedi questi ragazzi? Com'è stata questa serata? Difficile secondo me, guarda, noi oggi non siamo in giuria, daremo solo il premio dell'etichetta sonora insieme ad Antonio Arrino e Fabio e Ivan.
Sì. e Tommaso, anche che lì che fa parte Della Sonora. Sì, della Sonora. Discografia Label. È veramente difficile, la qualità è alta e saranno Rosa, Federica, Roberto e Marco a decidere per il canto, quindi vediamo cosa ne esce fuori, ma è difficile. Bene, che devo dirvi? Poche ma semplici parole e sempre dirette soprattutto, vero? Rino, come state? Hai visto quanto ha parlato? Cioè. Tantissimo, tantissimo. Infatti per quello ti ho chiamato, almeno compensi, da fratello, aiuta. È stata una bella serata. È stata comunque una bella serata. Poi è il clima sereno che è la cosa più importante. Esatto. Capito? Cioè il fatto che io non avverto la competizione, ma avverto comunque un'area di condivisione. È vero. Per quella che è l'arte, che è la cosa più sublime che c'è, insomma. Quindi l'importante è questa, non ci sono vincitori e vinti, perché sarebbe veramente ridimensionare il tutto. Cioè l'importante è che questi ragazzi si siano divertiti, che abbiano condiviso 4 bellissime serate, che si siano anche divertiti a Gardaland, questa grande struttura che ci ospita. Molto bella. Quindi questo è la cosa più importante, quello che ci tenevamo di più, e poi quello che succederà lo scopriremo strada facendo. Lo scopriremo tra pochissimo. Grazie Rino, grazie. Allora, ultima esibizione di danza, quindi chiuderemo con quest'ultima esibizione anche questa categoria. Loro sono gli Urban Dance UD Fam con la coreografia Queen B della coreografa Barbara Mariano. A voi, Urban Dance. Ladies and gentlemen, welcome to Beyonce Homecoming 2018. I know you gon' like it. I know you gon' like it. That girl, me and you together is a rap that girl. Drive round the town in the drop top girl. You just stop shop girl. No more than done, you want rock that world. We born out of that. And now for my next number, I'd like to return to the classics. You ready? Bam! 1, 2, 3, 4. We run this mother.
tengo a dire una cosa ai ragazzi, perché spesso sono quelli che non vincono, è normale che ci rimangono male. Allora, l'ho detto ieri, ma ci tengo a ridirlo nuovamente. Non ci sono vincitori e vinti. Nell'arte, quando si fa un qualcosa, si va su un palcoscenico, soprattutto poi dopo un periodo come quello che abbiamo vissuto tutti, siete tutti vincitori. E questa sembra una cosa fatta, una frase fatta, ma in realtà non lo è, perché ci vuole coraggio a metterci la faccia, a metterci la voce, a metterci l'impegno, la dedizione che sicuramente tutti gli artisti mettono quando salgono su un palco. Quindi bravi tutti, complimenti a tutti. Dico, non sentitevi mai, e dico mai, sbagliati per una vittoria che non arriva, perché è anche poi giusto, perché poi molti fanno: ma perché io no? Perché io no? Perché io sì? A volte ci sono delle cose soggettive ed è normale, ma è anche oggettive. La musica, come l'arte, a volte è anche un gusto personale, quello che va al momento, quello che potrebbe essere interessante in questo momento. Quindi ragazzi, vi dico, non prendetevela, perché poi io sto dietro con i ragazzi: ma perché no? Vogliono sapere perché no. No, perché sì, è così, ok? Quindi in bocca al lupo a tutti e iniziamo. Cosa c'è, Fra? Okay. È emozionato. Vieni qua vicino. Vieni. Vedi qua, il mio grillo parlante. Cosa mi sto dimenticando? Vieni. Tutto a posto? Certo, Francesco, quello lo dobbiamo fare dopo. Stai tranquillo. Cioè, ma tu dici a me, capito? Non ti dimenticare. A lei, una professionista del calibro di Agata. Anzi, Agata, dobbiamo ringraziarti. Vorrei ringraziare, sei stata una compagna di viaggio fantastica. Grazie, è stato un onore per me. Grazie mille. È sempre un onore per me essere in questa grande e bella famiglia. Allora, iniziamo con la danza. Vai. Ci sono delle borse di studio, vero? Chi è che dà le borse di studio? Offerte da Gabriella Furlan Malvezzi. Gabriella, vieni Abbiamo pure. il microfono? Vuoi dire a chi offri le 2 borse di studio? Possiamo portare un Abbiamo microfono? un microfono per favore? Gabriella? Sì, vai pure. Ok, grazie. C'è. Ok, eccoci qua. C'è. Hai visto? No, teniamoli pure, Tenete perché un possono microfono. servire per gli altri giudici. teniamo un Grazie. secondo. Allora, Gabriella, a te la parola. Grazie. Io rappresento 2 realtà che sono attive su Padova e abbiamo, a nome anche appunto dei miei colleghi, abbiamo apprezzato molto il lavoro in punta di una coreografia di Letizia Giuliani e quindi avrei piacere di offrire 2 borse di studio gratuite per frequentare da gennaio a giugno a 2 allieve che i direttori naturalmente decideranno a chi appunto destinarle, perché devono essere 2 premi, 2 premi e quindi meritati, e quindi possono frequentare gli stage e i laboratori che si svolgeranno. Prossimamente verrà Emanuela Tagliavia, che è una docente della Scala di Milano, ma anche il maestro Brooks da Monaco di Baviera. Ci sono tanti docenti, tanti maestri, e quindi sarà giusto per il discorso della formazione quanto è importante studiare, e quindi ci farà piacere ospitare le 2 allieve della scuola del balletto. Bene, stabile del balletto. Grazie per le belle parole, Gabriella, veramente. Ok. Marco, vedo che vi indicate tra di voi. Io non so nulla dei premi speciali. Confabulate. Riguardano la danza? Vi chiedo, riguardano la danza? Riguardano la danza, Ok, sì. Io allora lo facciamo adesso. migro per un secondo Vieni pure, Marco. dall'altro lato Vieni. e in modo trasversale dal canto abbracciamo l'arte coreutica per dire che l'abbiamo spoilerato prima in realtà durante il mio intervento. Sono rimasto molto colpito da una scuola di danza, da un gruppo, da un ensemble che mi ha trasmesso tanta sobrietà ed eleganza, stile e coerenza, e dunque vorrei invitare questo gruppo, questo ensemble a collaborare ad uno spettacolo che sarà, ahimè, vicinissimo, quindi è un po' una follia, ma sarà in un teatro meraviglioso che ha 2600 anni di storia, sarà con un gruppo molto bello, con la musica dal vivo, ed è un omaggio ad un signore che quest'anno fa un anniversario, 700 anni dalla scomparsa del sommo poeta Dante Alighieri. Wow, e dunque molto bello. è qualcosa di delicato, pericoloso anche se vogliamo. Mi piacerebbe proporre alla scuola Kinema una... Kinema. Scuola Kinema.
una borsa di studio in quel di Agrigento, quindi vi aspettiamo alla Valle dei Templi di Agrigento Bellissima. e all'ombra della Scala dei Turchi Teatro per poter fantastico. cercare di fare questa collaborazione. Se non fosse possibile, perché immagino avranno anche tanti impegni, giustamente con questo talento, anche loro e non solo loro, Vi metterete d'accordo. sappiate che questa tranquillo. borsa di studio è spendibile fino al 2022. Lo stesso dicasi per la produzione teatrale. Grazie e Ottimo, complimenti. grazie Marco. Grazie Marco. Posso andare avanti o ci sei tu che devi assegnare Voleva qualcosa dire- per la danza? Ok, C'è puoi il passare microfono. Gabriella il microfono, grazie. È sempre per la scuola Kinema e soltanto per i maggiorenni. Anche a me questo pezzo è piaciuto moltissimo. Faccio i miei complimenti alla maestra e alla coreografa che l'hanno fatto, e per i maggiorenni di questo gruppo giovedì questo, anche questo è velocissimo, abbiamo delle audizioni a Milano solo per danzatori. Quindi la mail è la stessa, mi chiamate audizionistage@gmail.com, giovedì questo a questo gruppo per chi vuol partecipare. Bene, che belle opportunità, Benissimo. grazie, Opportunità molto bello. fantastiche. Bene, allora ci siamo, possiamo premiare. Partiamo con da- il terzo. Esatto. Categoria Terzo danza. classificato per la categoria danza è Lo dici tu? Lo dico io? Scuola di ballo del Veneto. Venite pure, Venite sul palco. venite ragazzi, venite. Terzo Scuola di ballo del Veneto. pure, eccoli lì. Premia Cristiano, Cristiano. premi tu. Sta arrivando la scuola. Eccoli qua, venite pure, veloci, veloci, veloci. Ah no, passava a in San punta Diego. in questo momento è meglio di no. Eccoci qua. Eccoli. Sono loro i terzi classificati. Scuola di ballo del Veneto. Venite pure. Venite ragazzi, complimenti. Premia il maestro Cristiano. Hai visto che sono in punta? Sono rimaste in punta. Cristiano, vai in mezzo a bravi. loro. Bravi ragazzi. Poi pure facciamo la foto di rito. E Rito Eccoci qua. consegna al capitano. Complimenti. Complimenti ragazzi. Bene. Secondo classificato, Agata. Secondo classificato sono Gli Urban Dance. Venite ragazzi. Salite. Dove siete? Ah, quale? Ecco. E quali? Adesso vado a chiedere io. Mi dicono qua, avete il nome? L'ultima coreografia che avete L'ultima fatto. coreografia. Ecco. Quindi l'ultima coreografia, vediamo se riesco a beccarla. Era Queen Bee. Urban Ho Dance. perso anche io la scaletta, come vedi. Ce l'ho, Ce Queen l'hai Bee, tu? l'ho trovato. Ma tu sei Bravi più ordinata. ragazzi. Premia, vieni pure, vieni Chiara. Chiara Cattaneo. Premi tu gli Urban. Eccoli qua. Vai ragazzi, veloci, Bravi veloci, ragazzi. veloci. Sì, ma già. Bravi ragazzi. Vai pure Chiara, consegna il premio al Al cucciolo. cucciolo, al cucciolo. Complimenti ragazzi, facciamo un applauso a questi talenti. Primo classificato è Kinema! Bravi ragazzi! Vieni pure Gabriella, premia tu! Primo premio offerto dal maestro Orafo Michele Affidato. Bellissimo questo premio, bellissimo. Grande maestro Michele, grande amico di Next Generation. È vero. Maestro Orafo eccezionale, bravo veramente. Ragazzi, siete voi i vincitori. Siete Sì. contenti? Vieni, Contente? Vieni Chiara, ha bisogno di un microfono. Gabriella, prego, grazie. Ecco, vorrei dire che da parte del Festival Internazionale di Danza Lasciateci Sognare siete ospiti e verrete ospitati, quindi nel cartellone del festival. Se è possibile questa edizione, ma altrimenti ci diamo un bel arrivederci al 2022, quindi buon lavoro, preparate un buon lavoro perché ballerete sul palco e a fianco di grandi nomi. Da questo sabato inizia il festival a Padova, arrivano Federico Bonelli,
da Londra, Martina Arduino dalla Scala, arrivano da Amburgo, Backovic, strepitoso. E quindi dovete assolutamente per la prossima edizione preparare un buon lavoro e in bocca al lupo. Ok, allora, per quanto riguarda la danza, vieni pure Cristiano, vieni pure Venite qui. davanti. Allora, c'era un premio miglior talento. Un altro. Sì, il miglior talento per quanto riguarda la danza. Prego, io non so il nome, non Sapete lo voi? conosco. Microfono per Chiara Cattaneo. Fate voi. Abbiamo voluto lodare ed aiutare, è così difficile averli nel classico, e allora perché no, un ragazzo quest'anno ha già in mano un premio miglior talento e noi gliene diamo un altro per incoraggiarlo al massimo allo studio. Bravo. Quindi questo è un premio tutto tuo. Grazie ragazzi, grazie. Congratulazioni a tutti. Grazie. Ok, andiamo tutti dietro. Arretriamo tutti Giudici, quanti. venite pure avanti invece. Allora, ringraziamo ancora una volta Damiano Gaburro. Vieni pure Damiano, Fantastico vieni sul Damiano. palco. Damiano Gaburro, Damiano vieni pure Gaburro. qui sul palco. Grazie, grazie per questo lavoro che hai fatto, splendido, grazie di cuore. Ok, allora Chiamiamo tutti i 10 cantanti sul palco. sì, prima di chiamare i 10 cantanti sul palco, Ops, ho dimenticato qualcosa. no, non ti preoccupare, voglio fare una cosa, no, Vai. nel senso, No, certo. quest'anno è stato conferito un premio molto importante dalla Sonora Discography Certo. Label, che è quella di una compilation. E Assolutamente. allora, siccome è una cosa di grande valore, io chiamerei i ragazzi che faranno parte di questa compilation della Sonora, che sono Delia Imparato, Germano Presta, Alessandro D'Amico, Lucia Mistretta, Fabio Rizzo, Dennis Rosso, Ilenia Suffredini, Kevin Bazzella, Simone Falcetti, detto Amo, Carlo Borghesio, Orazio Giurato, Aurora D'Arrigo, Gail Attard, Ani Discia, Agata Emanuela Ali, Elena Paiano, Alice Locurto, Giulio Pannullo, prego Agata, Emirao, Francesca Musumeci, Giulia Fredianelli e Jennifer Giunta. Loro sono i ragazzi che faranno parte della compilation. Bravi ragazzi, complimenti, complimenti a tutti, bravi. Sarà una bellissima opportunità questa per voi di far conoscere le vostre voci. Rino, come detto ieri, una compilation importantissima che sarà proprio distribuita in più di 240 paesi in tutti i digital store. Ottimo, bravi, bravi, sono fiera di voi. Eccoci, allora, prima di iniziare a decretare i vincitori della quanto riguarda il canto, Cattaneo, prego, prego. Ci sono Allora, delle audizioni, l'abbiamo detto, ma spiega tu. sarò brevissima, ho una lista lunga e spero ne sarete felici. Aspetta, facciamo salire sul palco anche 10 finalisti. Così 10 finalisti perché salite non sul so- palco. Non so se sono in mezzo a quello che tu alle audizioni Vabbè, ragazzi. ci prepariamo Ah, per dopo comunque. Sì, ragazzi, finalisti, salite pure sul palco, venite pure. Intanto vi racconto come li ho divisi. Esatto. Li ho divisi per degli inviti diretti alle nostre audizioni su ruolo, quindi sarò specifica, e invece qualche borsa di studio. Bravi a tutti quanti, un livello altissimo devo dire nel canto. Faccio i miei complimenti ai vostri vocal coach, a tutti quanti. Allora, Clemente, Kinky Boots, se lei vorrà prepararsi per le audizioni di Kinky Boots, noi lo vediamo molto bene per lei. Bello. Clemente. Bradley, se lei vorrà per le audizioni di Newsies che saranno a febbraio. Bradley? Eccolo qua, eccolo. Bradley! Se lui è rimasto sto È lei lui. mi sa, se lui vorrà. Bradley! Esatto. Sara Clementi. Ecco, no, è lui. Sara Clementi. Guardate la faccia. La Disney quando sceglie in genere è abbastanza specifica.
vorrei invitarla per Lion King e vorrei invitarla per le audizioni di Tina Turner. Hai capito? Eccola. Ho quasi finito. Andrea Govello. Governo. Scusi. Vai Andrea, non ti preoccupare. Andrea Governo. Se vorrà per le audizioni di Jersey Boy, con questo timbro vocale così particolare potrebbe essere molto interessante. Bravissimo. Wow. Complimenti Andrea. E concludo per delle borse di studio invece per chi vorrà studiare musical con noi. Dico i nomi, magari fate un passo avanti e poi vi racconto più in là, se volete, con le audizioni stage di che cosa si tratta. E sono Cristina di Malta. She was a guest, but I really like your performance and I would like to invite you. Cristina Magrin. Magrin. Quindi Cristina. I would like to invite you in Roma to work with our team. So as I would like to invite Nicole Perossa, if she wants. Nicole, eccola qua. Eccola lì. E anche, lo pronuncio bene, Aiden. Eccolo qua. Io ho finito con Gaia Lorusso, con la quale mi piacerebbe lavorare e auguro davvero a tutti quanti, a tutto il resto dei ragazzi, in bocca al lupo per tutto. Bene, ci siamo, quindi ci siamo. È arrivato il momento, Agata. È arrivato il momento, allora Partiamo con un premio della critica per la sezione canto. Esatto, e io farei premiare questo premio importantissimo perché il premio critica è un premio molto molto importante, proprio Federica, a te, Federica Camba, questo premio lo consegnerai tu. Il talento, l'artista che vince il premio critica Next Generation 2021 è Clemente Mezzacapo. Per te il premio critica è un premio importantissimo. Federica, vorremmo accomodarti. Bravo Clemente. Hai visto? Wow. Allora, devo dire che siamo stati veramente un unisono nel volerti premiare, perché ci hai colpito, ci sei arrivato tanto e molte volte il messaggio che arriva non è solo quello della voce, ma è il corpo, sono gli occhi, comunque deve arrivare un messaggio e lui l'ha mandato forte, perciò siamo molto contenti. Grazie, complimenti, grazie Federica. Terzo classificato a premiare sono la maestra vocal coach Sara insieme a Marco Savatteri. Il terzo posto va a Sara Clementi. Vai Sara! Gratulazioni! Rosa insieme a Marco. Premia pure Rosa. Rosa insieme a Marco Savatteri. Insieme a Marco Savatteri, così fate la foto insieme. Congratulazioni. Fate pure la foto? Ok, ricordo. Ci siamo? Ok, guardate avanti, la foto la fanno lì? Ok. Perfetto. A premiare adesso sono, per il secondo posto, io direi di far premiare la sonora discography label. Vince il secondo posto. Pensavi, vince. Hai dimenticato il secondo. Eh sì. Aiden Aquilina Cohen. Complimenti. Congratulations Cohen. Vai. Bene, allora noi facciamo una cosa. Naturalmente il primo classificato premia Roberto. O classificata. O classificato, si ti dice primo classificato, se femmina, maschio non lo sappiamo. Magari Champions qualcuno League. può interpretare male. No. Allora, io prima di chiudere, perché sennò poi non riusciamo a dire nulla, ci tengo a ringraziare tutti voi, pubblico a casa che ci Grazie state di cuore, seguendo. è vero. Grazie mille Gabriele al Garden Theater, grazie a tutti mille. i tecnici per il lavoro svolto. Grazie a chi sta dietro le quinte, quindi grazie di cuore. Ai cameraman, Verona Report, esatto. Grazie veramente di cuore a tutti, grazie a questo compagno eccezionale Tommaso, è stato un piacere anche quest'anno. Piacere è stato mio Agata, grazie di cuore. È stato un gran piacere. Ci siamo! Ci siamo!
vince l'edizione della sezione settima canto Next Generation 2021. Premia Roberto, Premia l'ho già Roberto detto, Razzini. l'ho già detto. Premia, abbiamo detto, a voi vince Alessandra Di Fonso. Vai Alessandra. Alessandra. Complimenti Alessandra. Complimenti a tutti ragazzi, siete stati eccezionali, bravissimi. Grazie ai giudici, grazie di cuore. Vai pure, vai Rino, vai. Tu sei il padrone di casa, tu. Vai con Francesco, vai pure. Volevamo aggiungere comunque un premio. Una collaborazione. Vieni qua, venite Sì, pure qua. parliamone. Allora, c'è un premio speciale. che- Intanto permettimi anche a me di ringraziare tutta la giuria. Esatto. Sono stati ospiti graditissimi, graditissimi. Tutti i ragazzi, anche quelli che non hanno vinto, meritano Esatto. sempre una citazione particolare. Tutti gli insegnanti, tutti i genitori, questo bellissimo teatro, Gabriele, il direzione generale, i cameraman, tutti. Esatto. E soprattutto te e Tommaso. Grazie. Più te. Grazie. Più te. No, è uguale, lo sai. Che Grazie. sei meravigliosa. Grazie mille. Meravigliosa. Non fare come ieri, mi fa uscire la lacrimuccia, che sono in un periodo sensibile. Ieri hai fatto la verità, Gabriele, le cose giuste vanno dette. Ieri hai dato una bella lezione, hai dato comunque un tuo messaggio, credo che sia stato doveroso anche farlo. Hai deciso tu di farlo. Assolutamente e quindi sì. È una cosa che tutti abbiamo portato, ci ha fatto riflettere e farà riflettere tutti. Comunque. Sì, lo dico anche a loro perché molti di loro non c'erano, perché abbiamo parlato con i piccolini, ma parlo anche con voi grandi. Ormai sanno tutti la mia situazione, lui per questo mi ha chiesto se ne volevo parlare. Ormai è uscito pubblicamente della mia malattia, io attraverso un periodo molto particolare della mia vita ho scoperto di avere la leucemia fulminante, stavo per morire un anno fa. Fortunatamente sono qua e quando vi dico non sono porte in faccia questi ragazzi, non sono porte in faccia. Quando avete la salute nella vita avete tutto e io oggi con le paillette, con la coda finta sono la dimostrazione vivente che l'arte mi ha salvato la vita, perché io amo il mio lavoro e mi ha salvato, quindi Bravissima. come me tantissimi di voi devono farcela, ma nella vita, ok? Quindi in bocca al lupo a tutti. Grazie ancora. Perché la più grande Grazie. vittoria è la vita, appunto. Assolutamente sì, quella è la vittoria più grande. Allora, diamo questo premio speciale che volete dare voi come sonora. Assolutamente, quindi una collaborazione autoriale Esatto. e la facciamo a Nicolò Pagliai. Nicolò! Vai Nicolò. Come autore tu farai parte della sonora, farete questa collaborazione che poi ti spiegheranno bene. È una cosa molto bella per te. Grazie. Ovviamente ne parleremo con il tuo coach anche che ti segue, Certo. con il tuo carissimo Insegnante. Luca. Bene. Maestro Becchelli. Ci siamo. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie, Grazie. di cuore a tutti. Grazie Ci vediamo voi a alla prossima casa. edizione. Che c'è? Ci sono altre cose che ho dimenticato? Sì. Abbiamo dimenticato che comunque Sì. su Alessandra Di Fonso ovviamente il primo premio consiste in Sì. una produzione della Sonora Discografi, infatti la targa te lo Ok. dice, quindi entrerà a far parte della nostra scuderia e l'accompagneremo verso progetti più grandi. Bello. Più grandi, Ottimo. sicuramente. Complimenti. Ok, non abbiamo dimenticato nulla? Posso chiudere? Assolutamente. E chiudiamo? Grazie mille, grazie Gardaland Theater, grazie Alla a voi prossima a casa. edizione. Alla prossima. Alla prossima Una edizione. Sì. Foto.
piange.